Buonasera, buonasera, stasera siamo non è carnevale, però. non è carnevale, qui vedete alle nostre spalle c'è il famosissimo albero di Natale perché aspettiamo Babbo Natale. Esatto. E noi ci siamo vestiti con l'abbigliamento per Amazon, cioè noi quando arriva l'Amazon che porta il latte scendiamo e siamo. Volevo comunque dirvi che è un'idea sua, No, non è un'idea mia. Alzati vieni a far vedere la frisona. Eccola qui la nostra frisona. Ma tu sei un pezzato? Noi siamo un bovino piemontese. Speriamo che non ci sia un toro che ci stia guardando, perché Guarda, siamo abbiamo già perso un partecipante. Quindi secondo me ha pensato di aver sbagliato il canale. No, questa sera è la serata del però Marietto, siamo in vena di Natale, di Baggianate. Questo è il nostro costume ufficiale per andare a prendere i pacchi Amazon di sotto quando portano il latte. Sì, lei e io, mando a lei però lo stesso volentieri. Bene, cari amici, no, questo è il nostro pigiama. Se non ci internano stasera. No, questo è il nostro pigiama per quando facciamo le, come si dice, le notti lunghe, le bianche, esatto, la panna, quelle cose lì, insomma, no? Formaggini, quelle cose lì. E il nostro, questo qui, non possiamo tagliare, ti rendi conto? Ci vuole. Bene, cari amici, allora voi sapete che noi siamo qui per voi, fate delle belle domande, nome, data di nascita e un testo che abbia, come si suol dire, senso. Però intanto che i nostri amici si preparano... Va bene, provo a dirlo un po' meglio anch'io. Dillo tu, va. Scusate. Chi ha spento la luce? Ah no. Pensa che siamo alla frutta? No, siamo al latte. Siamo al latte, al caffè macchiato. Non preoccupatevi, non gli scappa la pipì. Allora, dai, va. Provo a dirla meglio un po' io. Dai, dilla. Allora, nonostante l'abbigliamento che abbiamo messo ciao Pierluca, grazie. Buonasera, il nostro pigiama perché esatto, alla sera... questo è il nostro pigiama da casa. Abbiamo optato per la rimozione del riscaldamento. Allora, la storia è così, no? Ecco. Abbiamo optato l'anno scorso dovevamo valutare, visto che sapevamo già da 12 anni che sarebbero arrivati questi periodi di cioccolato, e per questo abbiamo preso la mucca, latte cioccolato. No, questi periodi difficili abbiamo optato per, come si suol dire, togliere il gas, no? Il nostro vicino, che ha la stessa nostra metratura, ha pagato qualcosa come 1.800 euro. Di conguaglio più il resto, no? Noi in quel periodo lì 300 o 60, no, era 100 qualcosa, però perché accendevo proprio come una piccola fiammiferaia, proprio pochissimo, 10 minuti al giorno. Allora abbiamo optato per migliorare la performance, cioè abbiamo proprio tolto tutto il gas, no? E però bisogna investire in isolazione, abbiamo isolato, no? E abbiamo fatto delle scelte accurate. Tra l'altro eravamo in fase di ristrutturazione, quindi ci potevamo permettere di fare una scelta a lungo termine. Quindi abbiamo tolto il gas, quindi da noi non ci sarà più il problema del gas. Ma a parte che siamo fortunati, nel senso che viviamo in un posto dove adesso ci sono 19 gradi. Sì, fuori, in casa 18. Sì, non si sa perché fa più freddo. E allora abbiamo comprato delle attrezzature per invece di spendere ogni mese per il riscaldamento, compriamo qualcosa che ci resti per anni, e quindi abbiamo che la sincronicità. Ok. Però dopo ne parliamo. Esatto, sì. Quindi scusate, ci siamo un attimo fermati a leggere il commento che è comparso qui al portale da cui trasmettiamo. Quindi vi dice, cos'è che stavo dicendo? Del risparmio del gas. Del risparmio. Quindi abbiamo pensato, invece di spendere ogni mese in qualcosa che è vero ci scalda, ci dà un servizio, ma che spendiamo una volta sola e ci resta una vita, abbiamo cominciato
a giocare con i pigiami, gli abbigliamenti tecnici. Chiaramente il boiler l'abbiamo preso ultramoderno elettrico. Sì, un accumulo di acqua. No, fammelo abbassare che mi sento così. Sì. Quindi c'è la coda che tira. È quella che tira, no, perché il nostro c'è pure la coda. C'è la coda, ragazzi. C'è la coda, senza la coda io non la prendevo. Comunque colpa sua. No, la sto portando sulla cattiva strada. Voleva essere green. La follia è sua, ma chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Quindi... Allora, detto questo, comunque ci siamo organizzati con l'abbigliamento tecnico e abbiamo scoperto questi tessuti ultima generazione che sono straordinari. Quindi si mette questa cosina addosso e fa caldo, si sta bene, non accendiamo nemmeno più le pompe di calore. Scusate, ma veramente abbiamo i condizionatori in tutte le stanze, quelli che possono fare caldo-freddo e che effettivamente non stiamo adesso questo qui è tanto per... Vabbè, scherzavamo, però il concetto è che abbiamo tanti altri andiamo a fargli vedere non facciamo i punti di follia che abbiamo toccato, va bene, no, però, siamo sempre qua per una diretta sulle Sibille. Che faremo, cui... però quindi voi preparatevi la domandina. State tranquilli. Senti, un bicchiere di latte. Aspetta, provo a dartene un po'. Allora ragazzi, quindi torniamo ai motivi di questa diretta. Vi ricordo che risponderemo tramite le Sibille a una domanda. La domanda deve essere... È sul conscio, Cosa c'era nel latte stamattina? Allora, una domanda formulata in modo chiaro, quindi cose arcane, ambigue o strane da interpretare è meglio di no, perché si perde tempo anche solo a cercare di capire il punto della domanda. Quindi mi raccomando, scegliete un argomento, scegliete la formulazione più chiara possibile. Quindi vi faccio un esempio: sono alla ricerca di lavoro, quello che ho in questo momento, oppure non sto lavorando da un po' di tempo, che cosa mi riservano i futuri colloqui, oppure c'è un lavoro positivo per me che mi aspetta, eccetera. Quindi date delle indicazioni, se, per esempio nell'ambito del lavoro, se state già lavorando oppure no, da quanto tempo siete a casa, oppure se, insomma, date delle indicazioni per il semplice fatto che si snellisce moltissimo l'interpretazione grazie ad alcune indicazioni che potete dare. Mettete il vostro nome, la vostra data di nascita per garantire una scia energetica quantomeno vicina o più vicina al reale. Così ti affascina il mio petto rosa? No, guardando come stavo in pigiamino. No, perché io parlo e lo vedo, lo vedo un po'. Va bene, quindi ricordatevi, per esempio, una domanda sui sentimenti, sull'amore. Dite se siete single, dite se siete in coppia, dite se la persona che vi interessa è già impegnata o se è libera, dite se voi siete già impegnati o liberi. Esatto, mi raccomando, cioè una domanda deve essere un po' corposa. Formulatela in modo chiaro, perché poi se no si vedono un sacco di figure, di cose che rendono complesse l'interpretazione. Parliamo adesso del nostro Facebook user, che però ha scritto nome e tutto. Allora, se provenite da Facebook è importante che mettiate l'autorizzazione, cioè che diate l'autorizzazione a StreamYard alla pubblicazione dei vostri commenti, in quanto tra StreamYard e Facebook non c'è la stessa collaborazione diretta che c'è per esempio fra YouTube e StreamYard, che per esempio nel caso di Pierluca, carissimo, vedete che compare subito il nome, eccetera. Dal Facebook purtroppo questo non accade, pertanto è importante che insomma mettiate, diate questa autorizzazione. Oh Perla! È tornata anche la nostra ciao Perla. Ciao Perla, che ben ritrovata. Non siamo impazziti. Mucca pazza. Bravo, questa era carina. Era carina? E allora torniamo. Questi sono i momenti in cui se perdessimo la connessione non mi dispiacerebbe. Scherzi a parte. Dai, avanti, allora, fate delle domande. Fate delle domande, siamo qua, abbiamo un po' ancora di tempo a disposizione. Ancora 20 minuti e vi diciamo anche alle solite cose pippone della Hilde che noi abbiamo anche un sito, giusto?
Esatto, il sito è www.ilcapitano.altervista.org. Nel sito troverete moltissimo materiale condiviso in modo completamente gratuito, quindi potrete accedere alle varie, meno male, alle varie sezioni del sito e scaricare il materiale che negli anni abbiamo distribuito, come dicevamo, gratuitamente. Il materiale divulgato nel sito riguarda la radionica, la radiestesia, la chiriologia, quindi la lettura delle linee della mano, l'ermetismo, la tradizione cabalistica, quindi c'è molto in cui spaziare e per chi è alle prime armi con questi argomenti. Per quello che riguarda percorsi più approfonditi, siamo comunque sempre disponibili privatamente. Sì. Vi ricordo che sempre per le persone alle prime armi abbiamo pubblicato già 2 libri cartacei e 7 book. È chiaro che per le persone che sono già addentrate comunque dentro la pratica ermetico-cabalistica e la radionica e la radiestesia, probabilmente i nostri libri risultano basilari, elementari. In realtà contengono molte tecniche che dovrebbero essere acquisite con una certa profondità e assimilate, quindi fatte proprie in modo stabile e solido per poter proseguire nell'ambito di questo percorso. Quindi mi è capitato di leggere alcuni commenti sul fatto che siano scarni, in realtà possono sembrarlo per persone che hanno già conoscenze, consapevolezze o come dire, approcciato queste discipline. I libri sono anche per loro, ma principalmente proprio per iniziare le persone a un determinato percorso. Certo. Infatti non per niente i titoli riguardano proprio l'avvicinarsi, no? Oddio, mi sono anche dimenticata i titoli dei nostri libri. Capita, ne abbiamo fatti anche altri in PDF. Allora, sì, Magia radionica della Madonna dei Ghirli è il secondo, e il primo? Non me lo ricordo più. Non mi ricordo più perché ho fatto parecchi altri libri. È già uscito 3 anni fa o 2 anni fa. Ad esempio, ultimamente abbiamo fatto questo ebook gratuito per tutte le persone che ci seguono. Sono tanti anni che divulghiamo, scriviamo. Abbiamo divulgato. Introduzione alla magia radionica. Introduzione, ragazzi, cosa potrà mai essere? Esatto. Cioè, approcciare i primi passi. Ecco, introduzione alla magia radionica. Quindi poi è chiaro che ci sono cose e passaggi molto più evoluti, ma che riserviamo per successivi step, no? E soprattutto per un percorso più privato. Sì, esatto. Non si possono certo divulgare cose così a tutti. No, okay? Quindi soprattutto adesso al di là, ecco, 2 tipi seri. Bene, vediamo se c'è qualche domandina, e c'è quella di Flore Maria Giovanna, che però purtroppo non ha scritto. Esatto, ma cominciamo a rispondere a lei. Dunque dice: un periodo che la sincronicità si manifesta in un modo pazzesco. Dico a una persona una cosa e accade. Che succede? Ma scusa, dico o penso una cosa e accade? Tu hai detto dico una persona. Sì, dico o penso una cosa e accade, e va bene. No, era solo perché. Che succede? Quindi, vediamo cosa questa succede. Qui è la domanda. Okay. Buonasera, un periodo che la sincronicità si manifesta in un modo pazzesco, dico, penso una cosa e accade. Cosa succede? La nostra Flore Maria Giovanna del 61. Bella, Sì, è una bella domanda e sicuramente. Partiamo con parti tu, io poi forse ti seguo. Se non li vogliamo, non sono matti. Dai, prendiamo a sorridere perché oggi è stata una giornata impegnativa. Mm-hmm. Allora, la nostra amicizia è una persona ricca nel senso spirituale, e vedo che ha lavorato molto per se stessa. Sì. Cioè, è una persona, quello che stai raccogliendo, questa sincronicità, questa cosa, è frutto non è un dono, cioè è anche in parte un dono, ma non solo un dono, è anche qualcosa che ti sei acquisita, almeno il taglio dice questo, nel tempo. Andiamo avanti.
Guarda un po' qua toccano. Guarda che belle. Cosa diresti alla nostra amicizia con queste belle carte? Sulla sposta in cronicità? Allora, le direi che in passato si è applicata tanto per conoscere se Questa è la linea stessa, passata. per conoscere se stessa, per accumulare conoscenza, quindi qualcosa che le è costato anche parecchi sacrifici e forse anche delle situazioni che ha dovuto affrontare molto difficili. Vedovo, nemica, sicuramente non è, come si suol dire, uno di quei trascorsi spensierati, ci sono state delle circostanze, dei momenti impegnativi. E forse proprio grazie alle grandi prove che oggi hai affinato il tuo intuito e questa conoscenza. Abbiamo detto che hai fatto conoscenza con te stessa e che adesso questa conoscenza è solida. Quindi è una conoscenza basata sull'esperienza, su quello su quello che riguarda anche la tua osservazione del mondo e dei rapporti con gli altri. Quindi è un periodo di flusso molto positivo, è un periodo anche dove l'intuizione è piuttosto forte e questo sembra amplificato comunque nei momenti in cui ti confronti anche con gli altri. Quindi sicuramente è benefico anche un percorso che puoi in qualche modo aver condiviso o stare condividendo con qualcuno. Quindi sicuramente c'è un aspetto importante, potrebbe esserci anche una traccia di una familiarità in questa direzione, quindi magari già qualcuno in famiglia aveva delle qualità o dei doni un po' più accentuati. Nel prossimo periodo questa situazione sicuramente proseguirà, vedi? È una situazione che continuerà a dare dei suggerimenti e a proseguire. Però sai che cosa? Ci sarà un momento in cui comincerai ad avere un po' più di timore e quindi applicherai queste cose con qualche cautela in più. Ti vedo preoccupata forse perché una delle cose che dirai, mettiamola così, potrebbe effettivamente avere dei risvolti che ti turberanno un pochino. Quindi potrebbe anche essere una capacità di anticipare cose. Quindi è vero che tu magari lo dici e succedono, ma potrebbe anche essere che hai letto che stavano per avvenire. Esatto. Ok? Sì. E quindi sembra la capacità di anticipare certe cose, di percepirle in qualche modo e di leggerle. Quindi a un certo punto, quando comprenderai questo, ne sarai un pelino spaventata. Quindi secondo me sarai poi tu a frenare questa capacità più avanti. Qualcosa sicuramente ti farà un po' paura probabilmente. Cosa ne dici tu? Io sono della tua stessa idea. Così. Comunque è un qualcosa che puoi sicuramente coltivare. Anche perché insomma, per poterlo usare al meglio, per poter per condividere con altri. Sì, esatto. Esatto, sì. Bene, andiamo avanti se c'è ancora qualcuno. Sì. Guarda un po' che abbiamo Gian che abbiamo risposto l'altro giorno. Poi c'è. Magari cominciamo a rispondere a Maria che non le abbiamo mai risposto esatto, prima. Perché Maria ha avuto risposta cosa lunedì, quindi aspettiamo un pochino. Allora, ciao Hilde, vorrei sapere se Nicola è attratto da me e mi pensa. Lui nel 73. 30 luglio, ok, perfetto, va bene, vediamo. Okay. Vediamo la nostra Nicola nei confronti di Maria. Ok, Nicola in confronti nei confronti di Maria, sì. Si è tratto. Scusa, Nicola di che anno è? 73? Maria... Sì, del 60. Vediamo un po'. Vediamo se il nostro Nicola ma il taglio sembra che abbiano avuto dei momenti di allegria. Guarda un po', posso descrivere su un cellulare. Devo dare queste vacche che si continuano a imboscarsi col cellulare. Vado a pascolare. Va a pascolare in altri lidi mentre i nostri... l'attrazione c'è,
allegria, Imeneo comunque una forma di corteggiamento può esserci. Cosa dice il nostro? Vi ringrazio infinitamente, un abbraccio, grazie. Ecco, bene, ecco, mi fa sempre piacere. Certo che fa piacere l'educazione. Allora, educazione, tutto. Allora, la nostra Maria ha il taglio così, quindi sembra che c'è, Nicola c'è qualcosina, sì, c'è sì. una simpatia, ma anche dovuto a qualcosa. Vabbè, vediamo. Andiamo in dettaglio. Andiamo in dettaglio con... Vediamo un po'. Oh. Oggi abbiamo la tematica della mucchetta pazza. Vediamo un po'. Allora, senti Maria, qui il Marietto deve dire le cose come stanno. Sì. Perché il Marietto, come dicevo l'altro giorno mentre guidavo il pullman per andare verso Follonica, non ha peli sulla lingua e puntini, giusto? Sì, esatto. fermiamoci qui. E poi c'era la signora, non la mia Hilde, ma un'altra signora che stava aspettando il secondo pezzo. Il seguito, anche Maria sta aspettando. Sì, però voglio dire, Maria, allora, il taglio era decisamente top. Interessante. No? Adesso a parte ma la stesa, insomma, vuoi dirla a te o meglio che lo dico io, va? Speriamo che il tipo lì, Nicola, non sia il signor Toro, o un torello, perché io ho una mucchetta. Allora, guardiamo un po'. Hai paura di una rincorsa? Perché per quello che dirò, insomma. Allora, io vedo che nel passato tu, almeno una donna, diciamo, che aveva paura di perdere questo Nicola, no? Si vede qua, c'è stata una scintilla, però non so se lui ha avuto dei momenti di ripensamenti, qualcosa, si è sentito un po' giù di morale, poi ha detto tutto e il contrario di tutto. Quindi già la partenza, partiamo un po' in retromarcia, neanche il freno tirato a mano, ma in retromarcia. Qui vediamo proprio che c'è una figura maschile delusa, amareggiata, e poi dice anche tutto contro di tutto, ma fin qua ci potrebbe essere ancora un rilancio, giusto? Sì, sembra che comunque abbia un attimino avuto anche forse un po' di confusione, magari recependo un tuo interesse, magari si è anche un po' allarmato, però allontanato. Vediamo però il presente. Io vedo che c'è delle comunicazioni anche un po' fortunate, ma però entra in scena una figura giovane. Hai una concorrente qui. Qui entra in scena una persona, una donna anche forte, cioè non è proprio deboluccia. È proprio una rivale. Non volevo dirla, no? Però insomma una cosa un po' impegnativa. E questa è la linea presente. Adesso andiamo nel futuro, così che ci rendiamo conto della situazione. Tu sei una donna forte, Maria, tu sei una donna forte che molto probabilmente hai affrontato molte sfide nella vita e le hai anche vinte, però io vedo che con questo signore c'è proprio un blocco, vedi, la prigione non è che lui va in prigione, però diciamo che c'è un blocco e tu sei lì che aspetti una risposta. Sono venuti a prenderci. Signore, sentite, ci hanno visto, mannaggia, io gli ho detto che magari era la serata giusta, invece non. Allora, però il futuro com'è? Vedi, o tu o lui sarete gelosi, cioè c'è qualcosa che sta bollendo in pentola, c'è gelosia. E io non so chi cerca di rammendare, io non so chi cerca La domanda parte dal presupposto che si guardi se lui la pensa ed è interessato. Scusate, io ho un consulto da fare. Se è interessato lei, ma io sinceramente non lo vedo tanto predisposto. Vi devo lasciare la Ecco, il Marietto saluta, va a pascolare in altri lidi. Quindi sinceramente Maria, il taglio sembra che ci abbia dato l'indicazione di un gioco, di un momento magari di flirt, però in realtà poi guardando gli sviluppi sembra del tutto disinteressata questa persona, non mi sembra che ci sia un'attrazione.
se anche ci fosse, è più forte l'interesse verso un'altra persona. Io lo vedo guardare da un'altra parte anche qui, quindi proprio perfino l'avventura viene bloccata, anche la cosa di pensare a un'avventura, o addirittura qui gelosia, dottore artista, comunque potrebbe essere più interessato a sapere di suscitare da parte tua un interesse verso di sé, ma è il contrario, quindi non tanto lui interessato a te perché lo è a te direttamente, ma nella misura in cui ottiene un interesse da parte tua. E poi comunque anche qui vedi che ci sono altre figure, quindi no, ecco, è meglio che non ti aspetti granché da questo Nicola. Rischieresti magari una delusione, ecco, non mi sembra molto orientato nei tuoi confronti o orientato in modo interessante. Quindi, allora, rispondo a Gian. Allora, Gian, ci sei lo stesso? Dimmi ancora se ci sei, io ti rispondo subito. Ecco, non so da dove tu possa essere eventualmente collegato, fammi un cenno se ci sei, Gian. Vediamo un po' il ragazzo che chiedeva di Elisa, cosa sarebbe giusto fare per riallacciare i rapporti con lei. Vediamo. Perfetto. Allora, vediamo un po' cosa sarebbe giusto fare. Quindi Sibille, diteci per favore cosa è meglio che faccia Gian per riallacciare i rapporti con Elisa. Grazie. Allora, potrei dirti coglierla di sorpresa, fare con leggerezza come se nulla fosse, quindi sicuramente le indicazioni sono di agire in modo, prenderla un po' alla lontana, dalla lontana. Vediamo un po'. Allora, partiamo con ordine. Quasi sicuramente c'è comunque ancora una sintonia fra voi, no? Si vede anche che nonostante la situazione, qua mi risulta sempre una certa solidità. Apriamo col denaro, chiudiamo con la carta della casa, quindi si tratta comunque di una situazione che ha una sua storia e che ha una sua solidità, nonostante ci siano stati dei momenti di tristezza, di incomprensione, però c'è tuttora voglia di passare del tempo insieme, anche tramite gli amici o comunque, quindi questo, sicuramente questa disponibilità. Ma la domanda è orientata a cosa devi fare tu ed effettivamente nella linea del presente il suggerimento è di comunicare con lei, di mandarle dei messaggi, di allacciare quindi un dialogo, anche se timidamente, perché comunque abbiamo la carta del sacerdote, quindi ti dà quel senso della giusta misura, del trattenersi un po', della timidezza, quindi sicuramente l'invito è di con delicatezza, con un certo distacco, riprendere i contatti con lei e anche farti avanti, ok? Perché amore amante è un proporsi, è un dichiararsi, però timidamente. Quindi, sai, questo significa che le faresti capire la tua disponibilità, ma rispettando in ogni caso le sue emozioni, la sua sensibilità. Quindi quasi sicuramente vedi che poi c'è l'avvicinarsi, ma è un avvicinarsi comunque tormentato dal fatto che può esserci una certa confusione, quindi lo scongiuro
di questa linea è, cioè quello che devi scongiurare è di dire delle cose che poi ti vai a rimangiare, ok? Quindi devi giustamente soppesare con senso critico e con un certo giudizio quello che dirai, ok? E le promesse che eventualmente farai, proprio perché tu non debba rimangiartele o sentire che c'è magari qualche situazione che si frappone, magari che interferisce, e quindi magari prendere le distanze da certi pettegolezzi, certe voci che possono dirle o giungerle all'orecchio. Mi raccomando, perché se non ricordo male anche l'altra volta era venuto fuori che c'è gente che comunque interviene, e infatti vedi anche qua. Quindi sicuramente se tu la destabilizzi è possibile che lei sia confusa da questi messaggi altalenanti. Continua a venire questo, quindi devi assumere una linea coerente rispetto il tuo atteggiamento verso di lei. Quindi se decidi di farti avanti timidamente, comunque poi dopo non devi frequentare qualche altra persona, almeno fino a quando non si è stabilito un punto, un compromesso, una decisione di comune accordo. Quindi devi farle capire che ci hai pensato tanto, che ti manca, che vorresti tornare con lei, e secondo me comunque partendo in modo soft, prima di comunicarle eventualmente la sofferenza con cui sei arrivato a questa consapevolezza, cioè il fatto di volere di nuovo stare con lei. Comunque mi raccomando, c'è comunque una persona che interferisce, quindi magari dovresti parlare con lei e chiederle se qualcuno magari condiziona il suo pensiero, o magari le ha dato in totale buona fede, mettiamo anche dei consigli e dei suggerimenti di come comportarsi con te o di come reagire nei tuoi confronti. Quindi anche questa apertura al dialogo, al confronto, sicuramente costruttivo con lei. Però secondo me considerato appunto quello che stiamo chiedendo, quindi qual è l'atteggiamento migliore, cos'è che devi fare con lei, sicuramente non metterla di fronte a ambiguità, ok? E vedi, maggiori preziosi, allegria, mercante, artista, comunque sicuramente passare del tempo spensierato, bello con lei, proporle delle cose, magari anche di fare delle cose interessanti. Se c'è qualcosa, una passione o un interesse che condividete, prova a passare del tempo con lei in questo modo. Quindi devi essere in qualche modo costruttivo e propositivo, in modo interessante. Ok? Quindi questo secondo me è quello che può essere l'atteggiamento giusto nei confronti di lei. Benissimo. Allora, bene, io per questa sera vi saluto, vi ricordo comunque l'appuntamento di martedì alle 21:15 sempre su questi canali, quindi se non siamo riusciti a rispondere alla vostra domanda, vi ricordo che avrete altre occasioni, altre opportunità. Vi aspetto quindi martedì alle 21:15, vi ringrazio tantissimo per la compagnia e buon proseguimento di serata a tutti.